barricata politica con lo spirito con cui avete seguito questa settimana, e quindi fateci sapere quali sono le vostre considerazioni, sia che siate leghisti sia che non lo siate, come sempre, sia che siate leghisti entusiasti ancora, sia che già abbiate trovato un motivo di perplessità nelle ultime giornate. Ci sono stati dei casi che hanno animato la cronaca politica. Solo ieri le dimissioni di Edoardo Rixi da vice ministro delle infrastrutture per una condanna, insomma, che ha profili particolari, no, rispetto alla sua responsabilità, perché lui era capogruppo in consiglio regionale, sostanzialmente ha pagato per aver autorizzato spese pazze di altri, ecco, stando in questo senso in modo anche piuttosto adesivi alla sentenza. Anche su questo ovviamente potete intervenire, anche se io vi consiglio di fare un ragionamento generale. Alla fine questa settimana se ne sta andando, è la settimana post il giorno storico del 34%. Secondo voi che cosa ha imparato la politica in questa settimana? Che cosa ha imparato la Lega in questa settimana di grandi successi, ma anche di battaglie molto più complesse, perché ricordiamoci anche che nelle amministrative, nei casi di Bergamo, di Firenze, di Bari sono i più eclatanti, il Partito Democratico ha tenuto nelle città soprattutto, e anche a Torino, Roma, due cosiddette o presumibili roccaforti a 5 Stelle. Il primo partito non è stata la Lega ma il Partito Democratico. Insomma, è la settimana in cui molti politologi hanno detto è tornato il bipolarismo. Io vi do questa analisi mettendoci un punto di domanda. Ditemi voi cosa ne pensate. Le linee sono già da ora aperte, libere e spalancate, quindi potete fare il numero, che è sempre lo 02 66 20 35 29. Intanto un saluto anche a Ravizza, che ironizza sui rapporti di forza tra Lega e Movimento 5 Stelle, lo fa in modo greve, e quindi caro Ravizza non spiegherò che cosa mi hai mandato, ma ho dato comunque conto con garbo della tua presenza tra gli ascoltatori. C'è anche chi ci scrive un SMS, vediamo chi è il più veloce ad avercelo scritto. Vediamo. Come ti chiami tu? Non ti firmi mai. Ma perché non ti firmi mai? Che poi io faccio sempre fatica. Vabbè, è un amico che ci scrive: lo spread continua a salire, i nostri politici devono fare attenzione quando si esprimono in TV e con i giornalisti, per non creare tensioni sui mercati economici e diffidenza negli investitori stranieri. Salvini e Di Maio dovrebbero essere più prudenti. Insomma, preoccupazioni finanziarie per il nostro ascoltatore. Mentre Riccardo 46 dice: la ringrazio dell'informazione, ho appena cambiato emittente. Ma non puoi dirlo a noi, caro Riccardo, perché sennò è inutile che ci mandi l'SMS. Poi qual è l'informazione? Qual è il problema, Riccardo? Che mandiamo musica giapponese? Sei così populista? Ma pensa perché mandiamo musica giapponese. Mandiamo musica giapponese perché alla vigilia di questo voto io avevo detto con piena serenità che non sarebbe successo. Se la Lega prende più del 33%, e l'ha preso il 34%, ecco, avevo detto più del 33%, per 3 mesi mando solo musica giapponese, e io sono il primo a stupirmi che sì, stiamo mandando davvero musica giapponese. Per i nati negli anni 70 e negli anni 80 ho anche 2 chicche da cartone animato, state pronti lì, versioni originali di Uomo Tigre e Holly e Benji, vi dico solo questo. Un saluto a Lorenzone 199. 3 anni e 5 mesi su Rixi, ovviamente interviene. Era meglio che faceva una rapina a mano armata, sicuramente avrebbe preso di meno. Così Lorenzone 19,9. Intanto diamo conto anche di altri che ci scrivono. C'è Alessandro che ci scrive, lui è di Modena, ci dice: anche qui in terra rossa risultati altalenanti, la Lega non è ancora riuscita a sfondare. E invece di tutt'altro avviso è Luisa che dice: avanti così e arriveremo addirittura al 51. Oh mamma mia, 51 mi fa paura solo dirlo, Luisa, mamma mia, 51 è proprio grossa. Se volete potete farci sentire anche la vostra viva voce, se invece volete stare lì ad ascoltare, fate bene lo stesso, perché questa, vi ricordo, è una radio, quindi l'unico che deve secernere vocaboli, suoni, musica e quant'altro è il sottoscritto.
Ancora, la lezione di queste elezioni è che la democrazia digitale è una cagata pazzesca. Di Maio massacrato alle urne è stato poi salvato da Rousseau. Ma quale delle due è la vera espressione della democrazia? Ci scrivono, è sempre l'Anonymous. E intanto, mentre aspettiamo le vostre vive voci, vi do anche conto di cosa sta accadendo oggi, perché ci sono comunque, indovinate un po', delle polemiche di natura politica. Non mancano mai, tutti i giorni ne abbiamo una. Oggi a litigare sono Tria e Moscovici. Tria cerca di rassicurare l'Unione Europea dicendo meno spesa pubblica per il reddito e quota 100, che in realtà non è una dichiarazione di intenti, ossia il ministro del Tesoro fa notare all'Unione Europea che quanto era stato previsto per coprire il reddito di cittadinanza e quota 100 in realtà era eccedente la necessaria misura, nel senso che si sono stati usati molti meno soldi per fare queste due misure importanti, sia sul reddito sia su quota 100. Conte dice la flat tax farla in deficit, per ora il progetto non c'è. Flat tax che Matteo Salvini ho fatto un errore, mannaggia a me. Flat tax che il leader della Lega già prima del voto aveva detto essere uno dei cavalli di battaglia se la Lega fosse stato il primo partito. Chi ci ascolta ora e mi sente dire ho fatto un errore dopo aver detto il nome del leader della Lega è perché non sa che i voti per il voto si sono sommati e uno dei fioretti che avevo fatto è se la Lega prendesse più del 30%, mi pare quella era la quota, per una settimana non dirò più il nome in diretta del leader della Lega. È quasi impossibile farlo, continuo a sbagliare, però premiate il tentativo, anche perché oggi è l'ultimo giorno di questa che è la tortura più grande, altro che musica giapponese. Ma abbiamo un ascoltatore che sta aspettando di entrare in diretta, diamogli spazio. Allora, pronto? Pronto? Eccoti, benvenuto. Grazie per lo spirito. Sì, chiamo spesso perché ho trovato quest'oasi di libertà, solo qui si può parlare liberamente. Grazie. Sono Mario da Rieti. Eccoti Mauro. Mi dovreste, se magari poi mi fa dare una risposta a lei a una domanda che io mi faccio. Io ho chiamato la settimana prima delle elezioni dicendo guardate che i sondaggi non bisogna, perché c'è una quota di elettorato che non dice che vota. Sì. Allora, io ho avuto degli esempi incredibili, no? Cioè, nel senso, anche la sera delle elezioni, non so se lei si ricorda, i sondaggisti, gli ex poll dicevano che la Lega avrebbe avuto al massimo il 29-30%, va bene? Sì, ricordo bene, sì. Allora, perché io non è che ero un profeta, io lo so questo fatto qui, che molta gente che vota a destra o vota per la Lega non lo dice. E il più grande sondaggista italiano, Pagnoncelli, il giorno dopo ha umilmente ammesso che lui si è sbagliato, sì. e che lui dice c'è una fetta di elettorato consistente che noi non riusciamo a rilevare. Questo è successo con la Brexit, si ricorderà, la vigilia scappavano perché vinceva il Remain. Questo è successo con Trump, si ricorda? Sì. La Clinton aveva vinto a valanga. Questo è successo la settimana scorsa in Australia. Cioè la gente mente agli exit poll, avevano detto che vinceva la sinistra laburista, poi sono andati a contare i voti e hanno vinto i nazionalisti di destra. Ma questo fenomeno, questa paura del pensiero unico, del mainstream, del cosa, perché blocca la gente a dire la verità? A me fa piacere questo, per carità, così i sinistri rimangono sempre più ingannati, però è un fatto che si ripete troppo spesso anche nell'Occidente libero. Io posso capire che uno ha paura. Però forse è una dinamica che è normale, no? Sì, ma io posso capire che uno ha paura di dire il voto nella Turchia di Erdogan. Sì, hai ragione, per carità, a rigor di logica hai ragione, però forse subentrano dei ragionamenti diversi, non del tutto logici. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? È cascata, quindi le linee sono tornate aperte. 0266 20 35 29. Vi dicevo, il grosso del dibattito politico oggi riguarda l'Europa, l'Italia, tanto per cambiare, ma ha parlato anche il governatore di Banca Italia, Visco, che dice più poveri saremmo se facessimo dell'Unione Europea
un avversario, e quindi, come vedete, si scaldano i motori di tutte quelle centrali di potere economico, mediatico, culturale, che in qualche modo temono un rapporto più conflittuale dell'Italia con l'Europa. D'altronde si incomincia a parlare di documento di economia e finanza e siamo tornati punto a capo con quello che si diceva un anno esatto fa, quando, lo ricorderete forse, eravamo proprio alla vigilia della nascita di questo governo, che tra un paio di giorni compierà un anno, proprio in occasione della festa della Repubblica sarà un anno dall'insediamento, e quindi è anche un anniversario utile per farne un bilancio, sempre se lo volete, allo 0266 20 35 29. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, ciao, buonasera. Ciao, eccoti. Allora, rispetto a quello che avete detto prima per quanto riguarda i sondaggisti, sì, eccetera, sì, ok, ma bisogna vedere i sondaggisti da chi sono pagati, perché può anche essere una strategia della sinistra di far vedere che i loro sondaggi vanno meno degli altri. Tanto che ti dirò, il mio figlio vive in Australia, sì, e parlando su Skype, così, no, so che c'erano le elezioni, e lui mi ha detto: ma guarda che papà, qua vince la destra, di sicuro vince la destra. Eppure i sondaggisti, anche lì, come appunto ha detto il signore prima, come con Trump, eccetera, eccetera, davano la destra sotto. sì. E quello che è successo anche con la Lega, perché la Lega, se ti ricordi, Pagnoncelli sul Corriere della Sera sparava, no? 36%, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Poi più ci avvicinavamo alle elezioni, il sondaggio diminuiva, ma è una strategia di questi, per me. Ciao. Ho capito. Grazie mille al nostro amico da Bellusco. Prendiamo un'altra telefonata. Ah, ok. Se volete, le linee sono tornate libere, scusate l'incespico. 0266 20 35 29. Il tema dei sondaggi, a quanto pare, è quello che vi appassiona di più, almeno se devo fare la tara delle prime due telefonate. Io vi invito, ma come sapete il filo diretto è quello strumento radiofonico che fa di voi i sovrani, visto che siamo sovranisti, di quello che vorrete dire, dell'argomento da toccare. Io vi invito però a fare un ragionamento più ampio, sia perché è passata una settimana dal voto alle europee, sia approfitterei del fatto che sostanzialmente siamo a ridosso di un anno di questo governo, e dopo un anno qualche bilancio si può fare. Vi soddisfa ancora questo governo? Se mai vi ha soddisfato? Non vi soddisfa più? Quale misura deve mettere in campo se vogliamo parlare di futuro? Quale avrebbe dovuto mettere in campo, o forse ha sbagliato a mettere in campo, se vogliamo parlare di passato? Sono i miei inviti, come sapete il filo diretto di Radio Padania vi dà la possibilità di intervenire su quello che volete voi, perché tranne casi rari dove ci teniamo insomma a lasciare una cosiddetta una traccia di seminato da seguire, per il resto nel nostro filo diretto siete voi a decidere quale argomento toccare. Questi miei sono inviti che secondo me, se venissero colti, potrebbero permetterci una panoramica, voce dopo voce, raccogliere un po' il polso della situazione. Poi giustamente col tempo che fa, soprattutto nella parte settentrionale della penisola, che è una bella giornata di sole, magari mi state ascoltando dalla macchina o mentre vi state facendo i fatti vostri, fate bene a non chiamare, non temete, ci sono qua io, qualcosa che c'è da farvi sentire, c'è sempre. Prendiamo una telefonata. Pronto? Ciao Pinti, sono Marco da Mantova. Ciao Marco, benvenuto. Allora, volevo rispondere alla domanda che hai fatto riguardo al come sono andate le elezioni. Beh, come sono andate è evidente. Noi abbiamo un grande genio della comunicazione che è il nostro Ministro dell'Interno, che ci permette di avere dei risultati eclatanti a livello nazionale, però a livello territoriale, soprattutto nelle città più importanti, abbiamo ancora molto da imparare. La sinistra, sì, è vero, ha il suo esercito nelle istituzioni locali, nelle case di riposo, negli ospedali, nello Stato e nel parastato, nella scuola, nella sanità, eccetera. Però noi dobbiamo imparare a sceglierci i candidati, perché non è sufficiente, secondo me, almeno a livello di comune, dove contano anche le conoscenze personali e l'immagine personale dei candidati,
non è sufficiente avere un simbolo vincente come quello attuale, il nostro, Sì. ma serve avere delle persone che siano riconosciute a livello locale come ben viste, ben volute, insomma, che abbiano una certa rappresentanza, perché se, ad esempio, se tu vai a candidare a me a Mantova, chi vuoi che mi voti? Non mai dire mai, comunque, al netto di questo. No, questo è quello che penso io, cioè dobbiamo imparare a sceglierci i candidati a livello locale. Dove fa la differenza il candidato, meglio, dici, no? Perché adesso, come adesso, la sinistra a livello locale in molti posti, non nei paesi piccoli, ma nelle grandi città, è inutile. Cioè, contavamo di vincere a Bergamo, perché a Bergamo contavamo di vincere, magari, visto che in Emilia Romagna noi siamo andati molto bene, però Modena e Reggio Emilia sono rimasti dove erano. A Milano nel centro cittadino ha vinto la città e ha vinto il PD, vuol dire che dobbiamo imparare ancora un bel po', secondo me, non togliendo l'ottimo risultato, anzi lo straordinario risultato che ha avuto, però fare ammenda penso che sia utilissimo per il futuro. Certo, grazie a Marco D'Amato, che insomma fa notare come probabilmente il voto locale sia cambiato rispetto al passato, dove c'erano delle roccaforti più consolidate e si diceva chiunque viene candidato in certe località poi vince. Ecco, forse questo è ancora vero finché siamo nei macro collegi, mentre quando si inizia a essere in una città precisa questo diventa più difficile o diventa un voto più personale, non lo so, è una bella riflessione sicuramente. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuto. Sono Daniele Stradella. Ciao Daniele, eccoti. Volevo dire, il governo mi va benissimo, dobbiamo fare ancora le cose importantissime come fare tasse. E poi adesso che andiamo via, adesso che diamo le due scimmiette al guinzaglio, ormai devono ballare come le due scimmie in un circo, Di Maio e Conte. E quindi dobbiamo andare avanti e fare quello che dobbiamo fare. Poi un'altra cosa, riferito alle telefonate precedenti, sì. Per scaramanzia non si può vincere dappertutto, qualche volta sì, quello che dico sempre io, no? Vinceremo Bergamo e perderemo da qualche altra parte. È contro la storia. Fai anche tu parte del leghismo fatalista, no? La nostra corrente zen. Grazie al nostro amico da Stradella e insomma teniamoci in alto i cuori noi del leghismo zen. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Marco, sono io, sono Paolo. Sì, eccoti, ciao Paolo. Ecco, senti, no, io volevo fare una piccola analisi che dicevi il post voto. Sì. Ecco, allora, l'Italia, questo paese, che è un paese ma non è mai stato un paese, o meglio, ci sono i contorni, ma il popolo non c'è ancora, al contrario di Francia, Germania, e che ne so, Austria e altri paesi. Comunque, al di là di questo, è oberato da milioni probabilmente di problemi. Quindi basterebbe per Lega e il Movimento 5 Stelle, che è un'occasione unica, più unica che rara, cioè abbiamo il centro-sud e il nord, il centro-nord che mettono mani alle cose, di risolvere. Basterebbero che risolvessero i problemi e i voti verrebbero a iosa, cioè praticamente verrebbero distribuiti tranquillamente di qua e di là. Basta fare le cose, perché dal dopoguerra in poi, dopo il boom del dopoguerra, che è stato il declino, mai nessuno più ha messo mano ai problemi. Ho capito. Grazie mille. Cioè, se qualcuno fa la differenza nel concreto, poi questo paga. Quindi, scusami se ti dico un'altra cosa. Sì, vai Paolo, veloce perché abbiamo un'altra telefonata sotto. Sì, d'accordo. Allora, se nell'ultimo mese il Di Maio, che alcuni hanno detto che appunto è un po' guidato, e io sono d'accordo, e gli hanno detto di fare quello che hanno fatto, cioè di sparare a zero, e che adesso, dopo il voto, gli hanno detto, o anche prima del voto del Rousseau, lì gli hanno detto sì, vai avanti, comunque hai la nostra fiducia. Sono i suggeritori che hanno detto di fare così a Di Maio, cioè di sparare a zero. Adesso se lo capiscono bene, ma se sono malintenzionati, ovvero se il loro intento era quello di far cadere tutto, è meglio che da qui a un po' finisca. Ho capito, cioè meglio andare avanti bene oppure non andare avanti affatto. Prendiamo l'ultima telefonata di questo blocco, poi ricominceremo alle 17:20 circa. Pronto? Pronto?
Pronto? Capisco che hai solo 40 secondi, quindi se vuoi chiamarci dopo lo capisco. Pronto? Mi piace però questa telefonata concettuale, sai che... L'ho sentito. È Daniele da Stradella, ha lasciato il telefono acceso, gli è ripartita la chiamata. Daniele, Radio Padania dalla tua tasca! Daniele, siamo Radio Padania! Siamo nella tua tasca! Come si sta stretti alla tasca di Daniele. Andiamo in pausa, dai. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Ciao a tutti, sono Gabriella Monti in diretta da Radio Padania Libera con la trasmissione Mi ritorni in mente. Ci siete? Stupidella, non capisci, lui ti vuole ancora bene. Tesoro, ballando mai baciata, senti stordita, preoccupata. Ogni martedì dalle ore 15 con Gabriella Monti. Baci, bacetti e baciotti. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Ehi, ho trovato qualcosa. Una macchina fotografica. Una Polaroid maledetta. A volte giustifichiamo una tragedia con delle leggende metropolitane. Solo che questa è realtà. Dai produttori di It, The Ring e Final Destination. Correte! Apri la porta! Polaroid, dal 6 giugno al cinema. Il 6 giugno scopriremo il film più divertente dell'estate. Il miglior veterinario in tutto il circondario è specializzato in disturbi del comportamento. Ma io non ho disturbi del comportamento. Dai creatori dei Minions e con la voce di Alessandro Cattelan. Sì, anch'io sto bene. È la mia umana che è matta. Pets 2 Vita da animali, dal 6 giugno al cinema. Tratto da un'indimenticabile storia vera. Ci sono momenti in cui lo guardo, questo ragazzo che ho cresciuto, che credevo di conoscere profondamente, e mi domando chi sia. Steve Carell, Timothée Chalamet. Ho ancora una famiglia, voglio che siano fieri di me. Beautiful Boy, dal 13 giugno al cinema. X-Men Dark Phoenix, dal 6 giugno al cinema. Qualcosa sta cambiando in me. Ogni eroe ha un lato oscuro. Quando perdo il controllo, capitano cose brutte. Quest'estate scegli da che parte stare. Vuoi minacciarmi? Esatto. Sarebbe una pessima idea. X-Men Dark Phoenix, dal 6 giugno al cinema. Mi scusi, ma siamo chiusi. Il film che ha aperto Cannes 2019. Che diavolo è stato? Una bestia selvatica? Io credo zombie. Con un cast da far risvegliare i morti. Ripetono le cose che facevano quando erano vivi. Chardonnay. I morti non muoiono, dal 13 giugno al cinema. Ha appena detto Chardonnay. Sì, l'ha detto. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Nostro spazio dedicato al calcio, quello del venerdì, al nostro gioco di squadra con Vincenzo Matrone che è in onda con noi. Ciao Vincenzo. Buon pomeriggio a tutti. Allora Vincenzo, oggi è una puntata che dedicheremo a sfatare alcuni luoghi comuni sul gioco del calcio. Partiamo però, come è d'obbligo, con un commento, ma proprio flash, Vincenzo, sull'attualità.
sulla notiziona che non si può non commentare oggi, ossia il passaggio di Antonio Conte all'Inter. Ti chiedo proprio una Polaroid su questo. Antonio Conte è un ottimo allenatore, un grande allenatore. Sicuramente l'Inter si è portata avanti a confronto all'anno scorso. Anche Spalletti ha avuto numeri, poi Spalletti è mal giudicato perché non si vende molto bene con la stampa, però con Antonio Conte hanno fatto un passo avanti. Cosa dire? Per me che sono un romantico del calcio non riesco ancora ad adattarmi a questi passaggi così forti. So che mi devo adattare, tutti nel settore mi dicono che è normale, io ancora faccio fatica, quindi sicuramente farà bene sulla panchina in mente, però ricordiamoci che tutto dipende dalla proprietà, poi alla fine dipende che giocatori gli mettono a disposizione, che piano fanno. Il bello del calcio è quello che noi diamo giudizi tutti da grandi esperti e poi a fine anno la classifica capocannoniere la vince Quagliarella e fa tanti gol un certo Piontek che nessuno aveva visto alla vigilia, che per fortuna è il bello del calcio. Senti, mentre entrando nel vivo della chiacchierata che facciamo oggi, come sempre una chiacchierata che vola un po' più in alto, sempre sullo sport più discusso e più amato d'Europa, possiamo ben dire, i luoghi comuni sul calcio. Partivamo proprio con un luogo comune sugli allenatori. Qual è il luogo comune sugli allenatori più, diciamo così, chiacchierato? Sono tanti, è un allenatore che sa lavorare sui giovani, è uno di quelli più usati adesso, è un luogo comune. Sì. Ci sono allenatori che sanno insegnare la tattica e ci sono allenatori che poi non è l'allenatore, ricordiamoci che l'allenatore ha uno staff di circa 20 persone, devi essere bravo nel tuo staff a insegnare a Cancelo, facciamo un esempio classico, la fase difensiva. E purtroppo né Allegri né Spalletti hanno insegnato a questo ragazzo pagato 40 milioni la fase difensiva. Un altro allenatore un po' dimenticato adesso, Alberto Zaccheroni, insegnò a un Serginho che non sapeva neanche che nel calcio si difendeva. Lui, quando è arrivato dal Brasile, personalmente Alberto Zaccheroni mi raccontò che Serginho non sapeva che si difendeva, per lui il pallone in mezzo ai piedi e si attaccava. Alberto Zaccheroni, certamente meno di moda di Allegri e Spalletti, insegnò a Serginho a fare il terzino. Quindi non è una questione di giovani o meno giovani, poi come spiego il giovane è relativo, il giovane che vive a Bergamo e guadagna poco è un giovane, il giovane che vive a Milano e ha lo stipendio di 10 imprenditori è un altro tipo di giovane. Quindi adesso esiste un tipo di luogo comune, oppure un altro non è uno sport per femminucce. Sì, questo sarà tra pochi giorni, sarà di grande attualità. Perché lo sport femminile, il calcio si può giocare anche al femminile, si gioca molto bene, non c'è la tradizione, cioè mio nonno e mio papà non mi portava a vedere la femminile, quindi mi portava a vedere il Milan, io avevo la sciarpa del Milan e piangevo, ridevo per il Milan, quindi non c'è la tradizione, è uno sport che esiste da 120 anni al maschile, da pochi anni al femminile, e quindi mi manca il tempo, sì. Come un altro sport, come se viene il baseball in Italia non avrebbe subito, calcio, certo. Non perché è più bello o meno bello del calcio. Ecco Vincenzo, in questo senso sul calcio femminile, il fatto che i mondiali che stanno per iniziare saranno trasmessi dalla RAI, secondo te è un esperimento che ha le carte in regole per funzionare, oppure c'è il rischio di una crisi di rigetto da parte del pubblico? Ma no, ci vuole solo un po' di tempo. Secondo me le squadre devono attrezzarsi tutte, perché finora si è attrezzata la Juve che è sempre avanti, non si è attrezzata il Napoli per fare un'altra situazione, quindi io farei ad esempio prima della partita di campionato 2 ore prima farei giocare la femminile a San Siro o a Torino prima della Juve, allora il tifoso inizia a conoscerle, a vederle, tanto con lo stesso biglietto vado a vedere anche la partita prima, arrivo 2 ore prima allo stadio e magari posso conoscere questo, chiamiamolo nuovo sport al femminile. Sì, o quasi nuovo sport. Ecco, un altro luogo comune che in parte è vero, ma in parte credo conosca delle eccezioni, è le bandiere non ci sono più.
Sì, infatti le bandiere ci sono ancora, forse chi oggi governa lo sport sono molte proprietà straniere, come se io comprassi una squadra di hockey su ghiaccio, capisco poco, rispetto poco la tradizione, mi vado a studiare la storia, e questi americani che comprano le squadre di calcio secondo me conoscono poco la storia del calcio e quindi non riescono a capire l'importanza di una bandiera seppur anziana, perché la partita non si vince in 95 minuti ma si vince preparandola durante la settimana. Durante la settimana, chiamiamolo così, una bandiera, un anziano nello spogliatoio serve sempre, vagliela spiegare a quelli che sono oltreoceano. Ovviamente il riferimento alla Roma è puramente casuale, ma anche al Milan mi sembra, no? E fra poco anche la Fiorentina, perché avranno anche loro l'americano. Mentre per chiudere questa panoramica di luoghi comuni non possiamo non dire quello che è sulla bocca di tutti. Addirittura ha fatto anche polemiche quest'anno prima della partita col Liverpool, perché era stato riportato da un giornale inglese, no? Quello secondo cui la Juventus abbia un trattamento di favore da parte degli arbitri. Questo è un grande luogo comune, è entrato nella cultura popolare, ci sono barzellette, c'è di tutto ormai sulla Juventus. Tu che opinione ti sei fatto? Ma la Juve non ha fatto niente per gestire questa situazione. Io penso che gli arbitri non arrivano da masse. La Juve è la squadra più tifata, quindi l'arbitro da bambino era uno che tifava il calcio, che probabilmente ha tentato di fare il calciatore alla scarsa e ha deciso di fare l'arbitro. È facile che da bambino ti fasse Juve. Io adesso non voglio credere, una volta si diceva che Agnelli ti regalava la 500, oggi forse, però un po' di sudditanza, un po' perché tifavi, un po' perché c'è questo cattivo regolamento che se poi la squadra si lamenta tu non puoi più arbitrare quella squadra, e se io non arbitro la Juve che prima in classifica difficilmente diventi internazionale, arbitrando il Cagliari non si diventa internazionali, e quindi questo vale anche per l'Inter, per il Milan. Sicuramente in queste squadre c'è più sudditanza. È anche vero che se io fossi un arbitro e mi viene a gridare contro Cristiano Ronaldo, mi viene a gridare contro Barella, anche noi, mettiamoci un momento nel discorso dell'arbitro, un pochino di sudditanza ce l'hai. Abbiamo parlato prima di Antonio Conte. Antonio Conte, quello che faceva sulla panchina della Juve, non potrà rifarlo su altre panchine, quando era qua in Italia. Ecco, hai detto però un passaggio che è interessante, cioè come funzionano i reclami arbitrari? Ci sono veri e propri reclami che sono sia verbali che proprio il reclamo. Allora cosa fa? La società di calcio ti fa fare dai suoi 1000 dipendenti un video dove poi va in Lega Calcio e dice: guarda, io ho avuto una serie di trattamenti da quest'arbitro ingiusti, occhio, io così non va più bene. Allora cosa fa? Il disegnatore cerca di, va bene, per levare una polemica, se effettivamente questi errori ci sono stati, o per un mese non alleni o non arbitri, scusate, oppure cerchiamo di non mandarlo più a quella squadra. E sono delle cose sbagliatissime, perché poi creano una pressione sugli arbitri incredibile. A me è un annetto che non è piaciuto, perché io ho sempre difeso gli arbitri, perché decidere in pochi secondi è difficilissimo, però decidere con il VAR è molto molto facile, quindi certi errori visti e rivisti al VAR io non capisco perché non vengono fischiati, mentre prima li capivo, perché in un secondo tutti possono sbagliare, tutti possono non vedere. Oggi è il tempo di avere degli assistenti che comodamente seduti su una sedia rivedono 4 volte le immagini, e anche di la vicina di casa mentre per fare il ragù riesce a capire. Facciamo 2 episodi proprio di quest'anno, il rigore del Milan a Torino, il rigore dell'Atalanta contro la Lazio. Io non capisco come si fanno a fischiarli, non riesco a capire, perché una volta che rivedo l'immagine chiunque ti dice rigore senza discussione. Invece a velocità normale posso assolutamente sbagliare, quello sì.
E questo è il grande cambiamento. Intanto però ci hai spiegato questa dinamica, no, del reclamo che in effetti innesca poi un meccanismo preventivo, una sorta di autocensura. Certo. E questo va cambiato assolutamente. Certamente. È anche tipicamente italiano, e quindi è un qualcosa che va cambiato. Ma sì, infatti è una dinamica psicologica, poi non è che ci sia una mafia, per dire, o robe strane, intimidazioni, cose che magari hanno fatto parte anche di qualche inchiesta, ma che sicuramente, almeno non credo siano la norma. No, assolutamente. Allora, Vincenzo Matrone anche oggi ci ha spiegato un qualcosa in più che magari non sapevate. Se volete saperne di più, il sito dove scrive è l'indiscreto.it, giusto? Giustissimo. E allora ci possiamo ritrovare lì. Grazie mille Vincenzo Matrone, ci sentiamo venerdì prossimo. Grazie a tutti voi, a buon pomeriggio. Ed è il momento invece dello spazio Parlamento. Qui Parlamento. Deputato Bazzaro, prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Siamo alla vigilia di un vertice europeo che porrà tematiche cruciali per il futuro dell'Unione sia nel breve che nel lungo periodo. Negli ultimi giorni si sono poste come ineludibili per il nostro dibattito politico criticità importanti come una Brexit che rischia, complici errori e scelte strategiche sbagliate, di diventare una vera e propria disfatta diplomatica con conseguenze sociali ed economiche gravissime, passando per una questione climatica non più rimandabile e che necessita di essere affrontata in maniera coesa dal vecchio continente rispetto al resto del mondo, per arrivare, infine, alla sempre annosa questione dell'ingresso nell'Unione Europea della Turchia. Ma Presidente, voglio partire da quello che secondo noi è e sarà il tema focale del dibattito politico nell'Unione Europea dei prossimi anni, e cioè il lavoro. Il lavoro non solo inteso come fondamentale battaglia politica per assicurare ai nostri concittadini come diritto inalienabile, ma declinato necessariamente in termini qualitativi a livello di salario. Abbiamo pagato purtroppo uno scotto altissimo seguendo politiche di austerità che non hanno migliorato i conti, ma hanno invece peggiorato gli stipendi e la qualità della vita dei nostri cittadini. Si soleva dire in passato con atroce ironia: la cura funziona ma il paziente è morto. Ebbene, siamo arrivati all'assurdo di un rimedio che non funziona, di un paziente che sta sempre peggio, attorniato da medici che non riescono a concepire nessun'altra cura possibile. Abbiamo temuto in alcuni momenti, complice il silenzio assordante delle sigle sindacali italiane ed europee, che qualcuno pensasse di sostituire con una politica migratoria volta a favorire l'immigrazione clandestina e di massa i nostri lavoratori con bassa manovalanza proveniente da altri continenti. Lavoratori disperati e quindi più docili e accondiscendenti nell'accettare paghe sempre più basse e diritti sempre meno presenti. Fortunatamente, anche grazie allo straordinario lavoro di questo governo e del ministro dell'Interno Matteo Salvini, una parte di questa equazione è già stata smontata. Serve lavoro per italiani, per lavoratori italiani e non sportelli di sindacati in Tunisia volti a raccattare disperati dall'altra parte del Mediterraneo. Come dicevo, bloccando il business dell'immigrazione irregolare, l'Italia e il nostro esecutivo hanno tutelato i diritti dei nostri lavoratori, mettendo fine a quella speculazione al ribasso che, importando schiavi, mandava indietro di 50 anni l'orologio delle lotte sindacali dei nostri concittadini. La seconda fase passa per politiche economiche espansive ed è per questo che tramite il Presidente Fico mi rivolgo a lei, Presidente Conte, per ribadire ancora una volta che la crescita e un'Unione Europea forte arriveranno tassativamente dagli investimenti, da una tassazione più bassa, da grandi opere che devono essere fatte, dalla tutela di condizioni di vita dignitose che non possono essere merce di scambio in nessun confronto politico. Insomma, se vogliamo tutelare i salari, serve una regolamentazione continentale che metta al centro gli europei e non i vincoli di bilancio. Credo che in questo senso il nostro governo possa essere davvero la testa d'ariete per sradicare una burocrazia che ha portato sempre maggiori diseguaglianze e sempre meno coesione tra i paesi europei e che oggi è vista e percepita come lontana dalle esigenze dei popoli, popoli invece che necessitano di una famiglia continentale unita e coesa. Coesione, signor Presidente, coesione nei valori e negli ideali, nelle prospettive di un futuro insieme. E qui veniamo a un altro gravoso problema che come gruppo Lega le affidiamo al prossimo summit europeo. Quello di ribadire senza se e senza ma
che troviamo imbarazzante un'Unione Europea che continua, nella voce di troppi suoi esponenti, a considerare la Russia come un nemico da un lato e a valutare positivamente un ingresso della Turchia dall'altro. Un paese ben lontano, questa Turchia, dall'essere quel faro di democrazia e rispetto dei diritti umani che taluni ci raccontano ogni giorno. Crediamo in un'Unione Europea capace di essere coesa anche nelle relazioni diplomatiche, ma le chiediamo di essere intransigente verso chi vorrebbe trasformare o già trasforma le diatribe e le idee del proprio paese in scelte geopolitiche talvolta irreversibili per tutti gli altri. Allargare dunque, ma non a tutti i costi e nemmeno trattenere a tutti i costi, magari mettendo a serio rischio la tutela degli interessi dei cittadini italiani, come sta avvenendo per coloro che vivono oggi in Inghilterra. Anche questo punto necessita di chiarezza rispetto a chi vorrebbe far passare il no deal come l'ineludibile conseguenza di qualcosa che non doveva accadere. Il referendum sulla Brexit è stato un sacrosanto democratico diritto dei cittadini inglesi, un diritto non calpestabile da qualche burocrate convinto che se il popolo sceglie qualcosa di non gradito all'elite si debba ripetere il voto. Come si soleva dire in passato, il popolo ha votato male, cambiate popolo. No, signor Presidente, nessun nuovo voto, ma una seria presa di responsabilità da parte dei soggetti coinvolti. Troppo spesso la diplomazia della UE è sembrata essere intenzionata a proporre condizioni punitive per far deflagrare le possibilità di accordo anziché agevolare i rapporti con Londra. Dal canto nostro siamo stati soddisfatti delle rassicurazioni giunteci dal nostro Ministro per gli Affari Esteri, dottor Moavero, e sull'ipotesi di una proroga atta a favorire un accordo che vada a tutelare quei 700.000 italiani che oggi vivono e lavorano in Inghilterra e non imponga alle nostre imprese dazi che danneggerebbero quell'avanzo commerciale di circa 11 miliardi di euro in nostro favore. Se davvero alla fine il no deal risultasse inevitabile, consideriamo fin da ora fondamentale muoversi in direzione di accordi bilaterali per non trovarci in nuova cazzo di legislazione che ci penalizzerebbe come Paese. Nell'ultimo punto del mio intervento, signor Presidente, voglio soffermarmi su quel tema climatico che oggi non è solo politico, ma riguarda inevitabilmente il futuro delle prossime generazioni. La piena operatività sull'accordo di Parigi è senza dubbio un passo fondamentale, così come una strategia a lungo termine da parte dell'Unione Europea rispetto alla riduzione di gas serra, ma riteniamo che si debba uscire dal paradigma di contrasto tra green ed impresa, favorendo con programmi a lungo respiro le riconversioni delle nostre aziende in termini ecosostenibili. Vogliamo inoltre dare forza a quella cosiddetta Green Rule, che consenta di scorporare dai saldi contabili ai fini dei vincoli fiscali quegli investimenti pubblici per il perseguimento della sostenibilità climatica e ambientale. Riteniamo però altresì necessario che proprio l'Unione Europea, come forza geopolitica, diventi una forza in grado di relazionarsi sul tema con tutte quelle economie in via di sviluppo ancora ben lontane da determinate sensibilità sull'argomento. Non basta un'Europa green, serve una necessaria moral suasion globale di cui possiamo e dobbiamo essere capofila. Presidente Conte, mi rivolgo a lei tramite la presidenza di questa Camera dopo aver posto numerose e intricate questioni che saranno al centro del prossimo summit europeo. Eppure non posso celare la mia soddisfazione da cittadino italiano, da parlamentare, da membro del gruppo della Lega per il radicale cambiamento di immagine e credibilità nell'ambito della politica comunitaria ed internazionale che il nostro Paese ha fatto in meglio grazie a questo governo. Siamo tornati attori protagonisti del dibattito economico nelle scelte in seno alla UE, tanto quanto di quelle sulle rotte commerciali e finanche la gestione del comparto immigrazione. Un'Italia al centro della scena geopolitica, fermamente ancorata alla sua storica posizione nel consesso NATO, ma capace di cogliere opportunità di sviluppo e cooperazione tutelando in primis i propri cittadini. Il prossimo 26 maggio, Presidente, con le elezioni europee contiamo di dare un decisivo apporto per una UE che torni vicina agli europei con un'Italia presente a testa alta al suo interno e non più, come accadeva in passato, succursale di Bruxelles. Con questo obiettivo le auguriamo e le auguro a nome del gruppo Lega un buon lavoro, Presidente, per rappresentare ancora una volta meglio il nostro Paese. Grazie. Qui Parlamento. 1, 2, 3! Titan 3!
dicono, ma proprio tutta me l'hai fatta sentire. Sì, Angelo, tutta te la faccio sentire. Gianna Nannini, la mando solo quando tu fai il voto per il voto. Se hai notato, cerco di mandarla il meno possibile, anche se a me piace, vedi, però so che a te provoca queste reazioni, non te la mando. Intanto stiamo per riprendere il filo serio della trasmissione, abbiamo 40 minuti di filo diretto, anzi lo apriamo già allo 0266 20 35 29. Temi del giorno, temi consigliati, una settimana dopo il voto, riflessioni in merito, un anno dopo la nascita di questo governo, un bilancio secondo la vostra opinione e sensibilità. Prima di prendere queste telefonate che supponiamo molto serie, 2 passaggi su il dibattito innescato da Ornella. Come si fa a sciogliere il voto per il voto? 2 correnti di pensiero. Per Raul da Cesano da Maderno, lo scioglimento del voto per il voto avviene solo in caso di nuove elezioni. In effetti ha ragione, perché in quel caso ci sarebbe un nuovo voto per il voto che annulla il precedente, se no non ne usciamo più. Mentre questa, diciamo, è l'eresia così più spirituale e meccanicistica, questa di Raul, mentre l'Anonymous incomincia a inserire una nota gerarchica nella nostra fede, ossia dice che solo Salvini, l'ho detto, mannaggia, non ce l'ha fatta proprio, ragazzi, scusate, questo voto proprio è più grande di me, solo il segretario della Lega può scioglierti dal voto delle canzoni giapponesi, ma devi farti autorizzare chiamandolo in diretta durante un consiglio dei ministri, così dice l'Anonymous. Abituiamoci per 3 mesi, ragazzi, canzoni giapponesi per 3 mesi, che male sarà. Prendiamo una telefonata piuttosto. Pronto? Pronto Marco, buonasera. Mauro. Ciao Mauro, benvenuto in diretta. Finalmente dopo 74 anni il Partito Democratico è sceso sotto il 50%, si è attestato al 49,3%, il nostro candidato è al 28,45%, è un'impresa disperata ed è un sogno bellissimo e io vorrei che si tramutasse per noi in un sogno bellissimo e per loro diventi un incubo nero, la prima volta al ballottaggio. Io spero solo, i 5 Stelle sono andati al 14, io spero che questa sia un'impresa disperata, però potrebbe sempre esserci una probabilità su 1000. Ti ringrazio. Grazie ancora. C'è chi ci scrive 15% un clandestino, 34%, allora sono 2 clandestini, il pompiere di Vigiulia ha portati a casa sua come promesso, 2 clandestini, il primo ad Airolo e il secondo a Faido, così ci dice, citando peraltro Faido, luogo della Valle Ventina a me particolarmente caro per le estati della mia infanzia. Sì, le notizie sono 2, ho avuto anch'io un'infanzia, questa è la principale, poi subordinata, li ho passati in Svizzera. Prendiamo una telefonata, pronto? Buonasera Pinti, sono Goffredo. Buonasera Goffredo. Allora, mi sembra che l'argomento sia quello del bilancio governativo di un anno. Sì, è un anno, quindi l'argomento che consiglio è questo, un bilancio di come stanno andando le cose. Le rispondo con un esempio. Mettiamoci nelle elezioni politiche domani, la Lega prende il 60%. Calderoli diventa Presidente della Repubblica. La Corte Costituzionale ha come vicepresidente un leghista. La maggioranza di tutte le sezioni riunite della Cassazione hanno giudici leghisti. Sì. Non combineremmo comunque una beata sala. Perché senza moneta sovrana non si va da nessuna parte. Se lei deve amministrare la sua casa, la sua villa, la sua azienda, dovendo chiedere i soldi in prestito a un vicino, non combinerà mai nulla. Purtroppo se ne parla poco adesso, è diventato un argomento tabù e posso anche capirlo perché è molto scottante, ma diventerà forzatamente l'argomento principe tra qualche anno quando ci si renderà conto che rimanendo come gli stati subsahariani in rapporto con la Francia, cioè che se devono costruire una scuola devono bussare a Parigi per avere i soldi, la situazione rimarrà sempre quella, che ben vengano i botti, i mini botti, e sono un pastiglione di aspirina per un malato con la polmonite, ma la polmonite rimane, quindi meglio il pastiglione che niente, però la polmonite rimane. Ci vuole la valuta sovrana, uno Stato non è tale se non ha valuta sovrana.
Grazie mille a Goffredo, e probabilmente questo tema della valuta è anche quello che si nasconde, ma dietro un filo, rispetto alle minacce che sentiamo, lo spread, i tassi di interesse, la Banca d'Italia, insomma, perché noi ci chiediamo perché queste persone riescono ad agire un potere con queste loro elucubrazioni da addetti ai lavori. Ecco, probabilmente la chiave molto banalizzata è quella che ha detto Goffredo, perché alla fine l'Italia deve usare gli euro, non ha la possibilità di stamparsi la sua moneta e quindi fare le sue politiche come le pare, e con questo vincolo monetario che poi diventa finanziario, in effetti un rapporto gioco-forza con le istituzioni, con le tipografie, scusate la banalizzazione, che questi soldi stampano, ci deve essere, e finché c'è, come diceva Goffredo, la sovranità sarà sempre una parola che non ha a che fare con la totalità del tuo campo d'agire. 0266 20 35 29, linee aperte, libere, spalancate. Si può intervenire su tutto, come sempre a Radio Padania, si può intervenire chiunque voi siate, qualsiasi sia il vostro atteggiamento verso la vita, il vostro ottimismo, il pessimismo, la meteoropatia, la naturopatia, oppure potete intervenire se siete di destra, di sinistra, di centro, del 5 Stelle, radicali, Bonino, Pannella, in ogni caso la vostra opinione è ben accetta, lo dico ora approfittando di una pausa nelle vostre telefonate per ribadirvi il numero allo 0266 20 35 29, che voi siate di Aosta, di Forlì, di Firenze, di Civitanova Marche, di Viterbo, di Pescara e dell'Umbria, di Perugia, e ancora andiamo in Campania, Caserta, Benevento, e poi la Puglia, le Puglie, Bari, Foggia, Lecce, le Calabrie, Reggio, Rocella Ionica, le Sicilie, le Sardegne. In ogni caso le linee sono aperte, basta telefonare allo 02 66 20 35 29 se volete, evidentemente. Sappiate solo che è una telefonata normale, ecco, l'unica cosa che io approfitto di questi piccoli spazi che ci lasciate per ricordare: se non avete mai telefonato e a frenarvi c'è un po' quella timidezza, no? Di dire ma cosa telefono a fare, ma no che mi emoziono, ecco, ma guardate che è come una telefonata normale, cioè è una telefonata dove dite la vostra, non è che dovete insomma essere impeccabili in quello che dite, figurate tutti gli errori che faccio io, figurati quelli che potete fare voi, non vi preoccupate, siete pur sempre su Radio Padania, sentitevi a vostro agio di telefonare e dire la vostra. È un modo di fare dibattito che viene da lontano, perché sono 20 anni che lo facciamo, e che credo abbia la capacità di mandare un messaggio più chiaro rispetto a quello a cui siamo abituati con Facebook, con la parola scritta, perché la parola scritta alla fine te la devi leggere tu, con la tua testa e con la grammatica che hanno messo, con le virgole, con i punti, mentre le voci a volte riescono a comunicare anche l'emozione che c'è dietro un'opinione, e messe in fila uno dietro l'altro, insomma, non so voi, ma io da primo ascoltatore dei nostri fili diretti non è raro che cambi idea o la modifichi o la aggiorni a seconda di quello che è il sentimento che viene fuori. Prendiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuta. Sono Marisa. Adesso ciao Marisa. Con questo discorso impegnato che hai fatto, come faccio a tornare indietro nelle stupidate? Vai, torna nelle stupidate, che con me c'è sempre la porta aperta. Allora, ascolta. Primo, io contesto le critiche alla musica giapponese, che è sempre meglio della musica elettronica del tum tum e della musica araba, quindi per me, anche se vai avanti tutto l'anno a mettere una musica giapponese mi va benissimo. E la Nannini, se permetti, sarà anche una comunista che ci odia, però fa delle canzoni pazzesche che anche secondo me, anche secondo me. E poi c'era qualcosa d'altro, vabbè, gli altri sacrifici, vabbè. L'unica cosa proprio che non si può sopportare è la Gruber e il gelato da non mangiare tutta l'estate, ecco, questo io non l'avrei mai fatto. Questo è Riccardo Davarese sì, e Alessandra D'Anguillara, pensa che coraggiosi che sono stati. Lei è stata molto coraggiosa, io devo dire la verità, non ho fatto nessun voto. Vabbè, ma non è obbligatorio.
E poi tra le altre cose, adesso appena Salvini respira dovresti farlo venire in questa trasmissione impegnata, perché ci mancano le sue dirette. Guarda, faremo una vendetta del karma, lo sequestreremo. Lui che è stato indagato per sequestro di persona proverà sulla sua pelle cosa vuol dire essere sequestrati da Radio Padania e lo porteremo qui e avrete modo di parlargli per una diretta a fiume finché avrà voce nella gola. Grazie alla nostra Marisa. 0266 20 35 29, ovviamente potete anche buttarla in burletta come giustamente ha fatto Marisa, perché dette tutte le cose che abbiamo detto, lo spread di boom di bim boom, un anno di governo, Lega, 5 Stelle, Paragone, Pappagone, che questa casa ma no, è pur sempre venerdì e state magari lavorando, avete ancora sto brutto vizio e non vi hanno ancora dato il reddito di cittadinanza, magari state a contare i giorni alla pensione e avete voglia sì di chiamare in diretta ma anche di farvi 2 risate, è sempre casa vostra. Prendiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Eccolo qua. Ciao carissimo. Ciao Pagani, eccoti. Ok, sono Pagani. Ascolta, dunque io vi voglio riferire al signor Palamara, sì, il quale, sentendo stamattina la rassegna stampa di Cainarca, ha espresso il suo disappunto perché ha appreso dai giornali che è stato indagato. Il signor Palamara, quando era presidente o segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, oltre che membro del CSM, attaccava regolarmente coloro che esprimevano queste teorie, queste cose, dicendo che questa gente non deve imparare a rispettare la magistratura e soprattutto non delegittimarla. Signor Palamara, come si dice, chi la fa l'aspetti. Questa è la premessa. Io volevo tornare a una cosa che ormai per me è un mantra, è un chiodo fisso. Se noi non tagliamo gli artigli ai magistrati, non governeremo mai nemmeno col 99% dei voti. Perché qualsiasi legge tu faccia che non va bene a quei signori, arriva l'incostituzionalità, arriva il CSM, te le cassano. Stiamo vedendo adesso anche col il decreto sicurezza, incominciano i magistrati di Bologna, di altre parti, di Firenze, a far passare i signori clandestini e non migranti, per piacere, clandestini, che vengono in casa nostra a fare carne di porco. Per cui o decidiamo di fare uno scontro con questi signori e dire ora basta, responsabilità dei giudici e soprattutto se fai delle puttanate, scusami il termine, le paghi, non le fai pagare eventualmente allo Stato dopo 20 anni, ti fanno esercizio, le paghi tu perché sei tu che hai fatto le porcate. Ricordati cosa disse Togliatti, che è io lo chiamavo il peggiore, non il migliore. Dobbiamo prendere la scuola, l'informazione e la giustizia. La scuola ce l'hanno in mano, la giustizia pure, e l'informazione lascia te giudicare. Ho sentito che su Rai 3 arriva Gad Lerner, ma il signor qua cosa fa? Dorme all'umido? Ciao caro. Marcelli, hai sentito Pagani? Io te l'avevo detto Marcello, c'era quell'accordo Sammy Varin Rai 1, Pierluigi Pellegrin Rai 3 e chi sei tu? Dove sei tu? Marcelli, passato un anno, ancora non si vede niente, Io te lo dico Marcello. 0266 20 35 29, linee aperte e libere. Pagani, resta in ascolto perché non pensare di cavartela così. Io ricordo il tuo voto per il voto, te lo do in versione short perché alla fine va bene, sei un abbonato ruspa bla bla bla, però 30 secondi di voto per il voto alla chiusura di questo blocco te li ho preparati, però tu devi restare in ascolto, sii onesto Pagani. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Ed ecco Maurizio di Passaparola. Maurizio Colombini, dalla conduzione all'ascolto il passo è breve, alla parola anche. Sono un fedele ascoltatore della radio. Ci sono feste a Udine? Ce n'è una molto più vicina, almeno vicina da dove trasmette la radio, ecco, ovviamente. Dove? Anche Udine vicino, è lontano, troppo lontana Udine. No, ma dipende da chi. Se tu parti da Gorizia, Udine è vicinissima. Udine è troppo lontana. Allora, stasera c'è un incontro che si prevede molto interessante a Biassono, in via Umberto I. Ma è inutile che dici la via. È giusto. Ma è inutile che dici la via. Uno arriva a Biassono e lo trova. Sta lì a dire la via. Tra l'altro recentemente sono andato ad un incontro
ad Albiate, quindi transitando per Biassono ci siamo fermati in una gelateria ottima, per cui stasera cenerò con un gelato, e comunque questo incontro proprio sulla giustizia. Vedi? Il titolo è Giustizia, che cosa non funziona, ci saranno 2 avvocati e poi il grandissimo Roberto Castelli, per cui... Quindi insomma seratona a Biassono, giusto? Seratona a Biassono, che è dalle parti del Parco di Monza, ecco. Quindi insomma non perdetevela. Grazie Maurizio. Decidete voi se è vicino o se è lontano. Geolocalizzatevi e decidete in base a dove siete e in base alla vostra fede. Grazie Maurizio per questa bella comunicazione. Grazie a te, ciao. Grazie mille. C'è già chi dice no, comizio di Silvio no. No, non ho messo il comizio, l'ho detto. A Pagani il voto per il voto viene fatto in forma light, ok? In 30 secondi non è un comizio, è vero. Lo ricordate bene, il suo voto per il voto era sentire un comizio di Berlusconi. Noi contiamo che lui lo abbia fatto da solo a casa sua, ma per accertarci che la sua anima radiofonica sia salva, faremo in modo che comunque anche dalla nostra trasmissione arrivi una pillola di voto per il voto, così da evadere anche il suo fioretto. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao Marco, tocca a me. Eccoti, ciao, benvenuto. Ciao, sono Pietro. Ciao Pietro, eccoti qua. Allora, prima cosa, Pagani sempre impeccabile, non ne sbaglia una. Secondo, volevi sapere a chi ha scritto Meravigliosa creatura? L'ha scritta a me, ci siamo conosciuti anni fa con la Nanini e dopo qualche mese ha scritto Meravigliosa creatura, dedicata a me. Pietro, io la prendo per buona, Naturalmente. Poi volevo dire un'altra cosa più importante. Vai. Ma lo sai che io sono convinto che il caso Siri ci ha fatto guadagnare qualche voto? Dici? Sì, perché ci hanno talmente attaccato, hanno talmente stancato la gente che hanno deciso di votare la Lega. Questo potrebbe essere il famoso effetto boomerang, no? Dell'eccessiva demonizzazione, del tentativo a tutti i costi di creare il caso. Se così hanno ragionato, è vero. Grazie mille al nostro Pietro. Abbiamo un'altra telefonata, giusto? No, è cascata, quindi avete ancora 4 minuti prima del chiusura di questo blocco, e salutiamo anche Stefano Del Brembo che ci scrive Maurizio, e ancora puoi mandare in onda un comizio di Berlusconi solo se leggi tu il testo. No, non lo farebbe mai il Pinti sa bene cosa andare a prendere. Comunque ci andare bene le elezioni, abbiamo preso come Forza Italia il 34% dei voti, siamo cuore, anima, fegato e milza e il centrodestra il governo e sono al Parlamento europeo. Allora se volete c'è tempo ancora per prendere qualche telefonata. Se non lo volete fare ora che siamo in prossimità della chiusura del blocco, vi capisco, potete farlo però serenamente ancora dalle 18 alle 18:20 circa per l'ultima parte della nostra chiacchierata, che sta andando insomma tra il serio e il faceto, come è normale che sia, perché pur sempre un venerdì di fine primavera e con i primi caldi, i primi soli, le prime baldanze che giustamente per una volta sembrano prevalere sull'analisi politica, ma se invece ci volete riportare sulla terra dei politici, sul trono di spade, fatelo pure, questa è la radio giusta, perché oltre a essere una radio che cerca di portarvi la voce della Lega, la voce il più possibile autentica del leghismo, è anche una radio dove si parla di politica, si approfondisce, in alcuni casi ci sono ospiti, ci sono in alcuni casi addirittura delle notizie che vi diamo solo noi con grande anticipo, in altri casi come oggi invece si ascolta molto, si ascolta quello che voi avrete voglia di dirci, ad esempio quello che ci dice il nostro prossimo ascoltatore in attesa. Pronto? Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Io vi chiamo dall'Umbria, vi ascolto sempre la trasmissione. Volevo dirvi questo, nessuno parla di un particolare, diciamo che dagli anni 90 fino al 2011 ero di Forza Italia, votavo Berlusconi, il quale aveva fatto un accordo meraviglioso con Gheddafi. Poi però appena fatto questo accordo è scattata la Francia, l'Inghilterra, la Clinton, eccetera, e dovevano ammazzare Gheddafi, no? E Berlusconi da Presidente del Consiglio ha permesso che questi delinquenti usassero le basi italiane per ammazzare Gheddafi, cioè ha fatto peggio di Badoglio. Ecco perché deve sparire da Forza Italia, in modo che poi Forza Italia viene tutta con la Lega.
Grazie mille al nostro ascoltatore che insomma individua nel bombardamento a Gheddafi il peccato originale di Berlusconi. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera signor Pinti, Lisetta. Lisetta, il suo editoriale, Più che la prego. giustizia, se non vi offendete, Sì? ecco, io direi di fare l'autonomia, ragazzi. E posso dire qualcosa sull'autonomia? Certo, vai. Ecco, perché signor Pinti, alla fine le 3 regioni, dico io, non hanno chiesto di diventare regioni a statuto speciale come la Sicilia o il Friuli, ma hanno semplicemente chiesto, sempre secondo me, che i fondi che dallo Stato centrale spende nelle stesse regioni per alcuni servizi siano gestiti dalle stesse anziché da Roma. E forse è una cosa aggressiva, signor Pinti. Viene minata l'unità nazionale, dico io, non mi sembra proprio, anzi mi pare invece un utile esperimento che, se funzionante, dovrebbe essere esteso verso tutte le altre realtà regionali. Ne gioverebbe l'efficienza della burocrazia, la qualità dei servizi e anche il debito pubblico. Grazie Lisetta. Pagani, questi 30 secondi invece sono per te. Te voglio sulla te, nel mondo tu stai qua, non saccia caccia fa, si dà
Sì, in Giappone non conoscono solitario nella notte, va se lo incontra il gran paura, fa il suo volto alla maschera tigre, roar. In Giappone non ce l'hanno, hanno questa cosa 0266 20 35 29, ancora un quarto d'ora insieme. Se volete sorridere è il posto giusto, se volete fare un'analisi politica a un anno dalla formazione del governo e farla molto seriamente è il posto giusto, se volete dirci, condividere con chi ci sta ascoltando le vostre riflessioni dopo il voto di domenica scorsa, ma anche dopo le elezioni amministrative, quindi una mappa del voto che si è caratterizzata con elementi di novità, lo sprofondo del Movimento 5 Stelle, che tuttavia si è attestato a una percentuale, il 17, che in molti ora ritengono essere una specie di base fisiologica del Movimento 5 Stelle, una specie di zoccolo duro sotto il quale probabilmente non andrà per molto tempo, e questo in una sconfitta epocale certifica l'esistenza di un movimento che ha ormai i suoi aficionados, il suo zoccolo duro. Dall'altro lato c'è una Lega straripante dappertutto, ma un Partito Democratico che a Torino, Roma, Milano, Bergamo, Bari, Firenze è il primo partito, e questi sono fatti, e con questi fatti è interessante entrare in relazione, anche se siete leghisti, anche se non lo siete, insomma, ovviamente sarete voi a portarci un punto di vista a seconda della vostra esperienza personale. Se volete farlo è allo 0266 20 35 29, le linee sono aperte, libere, spalancate. Vi consiglio, se avete una riflessione un po' lunga, articolata, di farla ora, che abbiamo un quarto d'ora a disposizione, mentre man mano che ci si avvicina alla chiusura del blocco evidentemente poi anche i tempi restano contingentati. Anche questa è una precisazione che non sempre riesco a fare, oggi sono contento di farla a beneficio di chi interverrà tra poco, ma anche di chi eventualmente vorrà farlo nelle prossime puntate. Quando ci sono spazi di filo diretto, e come oggi sono ampi, e più sentite di avere da dire, meglio chiamare prima, diciamo, ecco, perché così anch'io posso darvi molto più agio nel dire la vostra. Prendiamo una telefonata, pronto? Sì, ciao, senti, volevo partire da una considerazione. Vai. Che intanto mi prendo un minuto per riprendere quella che ho fatto l'altra volta, che mi sono preso del pistola. Sui voti reali, se non la memoria non mi inganna, no? Tu hai detto i voti reali, vai. Sì, perché l'osservazione che mi ha fatto quella signora sarebbe stata giusta se io avessi detto che la Lega non ha aumentato i voti. La Lega ha aumentato i voti. Io volevo dire un'altra cosa, che il PD non ha aumentato i voti. Infatti, se si va a vedere quanti voti hanno preso 150.000 voti in meno delle politiche, sì, nonostante la percentuale sia il 22%. Questo secondo me che cosa vuol dire? Intanto, per uno che si definisce europeista, non andare a votare le europee, cioè insomma non ha nessuna ragione. Quindi io penso che tutti i piddini siano andati a votare le europee. Il problema che cos'è? Che loro non sono riusciti ad aumentare, vuol dire che quello è la percentuale che prende il PD. Quando un piddino ti dirà abbiamo aumentato i voti, no, non è vero. L'altro dato invece considerevole è, secondo me, secondo il mio modesto parere, è che chi non ha votato più il PD ed è andato a votare i 5 Stelle alle elezioni politiche ed è rimasto scontento dei 5 Stelle, o ha votato Lega o non ha votato, ma non è tornato a votare il PD. Sì. Cioè, questo mi fa pensare che il PD è destinato a evaporare. Addirittura, tu pensi che scomparirà? Scomparirà no, perché c'è sempre uno zoccolo duro che rimarrà sempre, ma andrà sempre infinitesimalmente più piccolo. Sì, a perdersi, cioè non ha futuro, secondo te? Ma io lo spero proprio, perché questo, cioè oggi la lotta è questa: finché resisterà l'Europa e l'Unione Europea e l'euro e questi problemi, per me il PD è destinato a morire, a meno che forse, visto che qualche intellettuale di sinistra molto importante come Federico Rampini inizia già a fare delle autocritiche sull'Europa, sulla loro politica, che non trovino magari un modo per riformare questa sinistra, che in realtà all'interno dei parlamentari di sinistra qualcuno che non lo dice ma la pensa come noi sull'Europa c'è, uno si chiama per esempio Fassina, che la pensa esattamente come noi, ma non lo dice perché sennò
e parla dei temi della Lega. Qualcuno forse un po' intelligente a sinistra che tirerà fuori queste cose c'è, ma a mio avviso non sarà nel PD, perché il PD è destinato a morire. Secondo me i poteri forti faranno un altro partito comunque. Alla Macron, diciamo. Ma secondo me sì, il PD, nessuno conta più sul PD. Il PD ha un'eredità che non può portarsi dietro ancora, cioè nessuno vuole prendersi questa eredità del PD, che punterebbe ancora su un partito che nessuno vede più bene. Cioè, oggi i risultati sono chiari, chi è scontento dei 5 Stelle ed è venuto del PD non torna nel PD, piuttosto vota Lega o non vota. Grazie mille per questa analisi. Se volete potete intervenire 0266 20 35 29. Visto che al momento la linea è libera, la prendo io come Marco da Varese, come ascoltatore tra gli ascoltatori, e la mia opinione è che più che essere in crisi il PD o il contenitore di opinioni diciamo globaliste, per usare un aggettivo che ci capiamo subito, europeiste, globaliste, di una società liquida, aperta e che ha grande sensibilità insomma su alcune tematiche, diciamo anche di liberazione dei costumi ulteriori, eccetera eccetera. Ecco, più che essere in crisi questo, che credo non sia in crisi in realtà, credo che sia entrato con l'elezione europea assolutamente in crisi invece l'idea sull'immigrazione, diciamo gli aperturismi. Il voto di Riace e il voto di Lampedusa credo siano stati la mazzata per tutta quella filone culturale di pensiero che noi diciamo di parte sovranista etichettiamo come buonista, che poi in realtà è un filone che ha una sua tradizione l'internazionalismo, eccetera eccetera eccetera, nel terzomondismo, che poi ha anche degli elementi positivi, no? Dal punto di vista dell'analisi sicuramente si possono cogliere, ecco, però quella roba lì è andata in crisi. Quella roba lì anche il Partito Democratico, anche Fratoianni che ha un partito a sinistra del PD, penso che oggi debba fare i conti col fatto che l'aperturismo all'immigrazione è stato espulso dalla società civile italiana. Poi sul perché ci possiamo dividere, possiamo dire che sono tutti razzisti, come dicono alcuni che stanno negando cioè la realtà, possiamo dire che è una concorrenza, bla bla bla, possiamo dire di tutto, però credo che il fatto nuovo, quello che domenica è stato certificato con i voti di Riace e di Lampedusa in modo più simbolico rispetto anche ad altri, ecco, è questo: l'aperturismo non porta voti neanche a sinistra. La sinistra deve trovare, in bocca al lupo, una sua risposta all'immigrazione che non sia quella della destra, e questo io credo sia la grande partita che ora aspetta il campo avverso a quello sovranista, ossia va bene essere globalisti, europeisti, ci sarà sempre un orecchio ad ascoltare questo genere di discorso e di racconto. Non ci sono più orecchie per ascoltare il facciamoli sbarcare tutti, perché questo mi sembra che abbiano detto le elezioni di domenica a Riace, dove l'ex sindaco lucano non è riuscito nemmeno a essere eletto in consiglio comunale. A Lampedusa, da sempre isola simbolo degli sbarchi, la politica di Salvini è stata premiata perché la Lega è il primo partito a Lampedusa. È vero, la gran parte delle preferenze sono andate invece al medico che si occupa dei migranti che vengono soccorsi a Lampedusa, quindi esiste questa tendenza culturale, però non è sganciata ormai dal consenso popolare, è un qualcosa che è fuori anche dal tessuto della sinistra, altrimenti non si spiegherebbero, io credo, questi due risultati. L'ho fatta lunga, ma solo perché stavo aspettando un'altra telefonata, quindi già che avevo entrambi i ruoli di ascoltatore e conduttore mi sono tenuto sulla mia opinione, ma vi do subito la parola. Pronto? Pronto, ciao Marco. Ciao, eccoti. Sono Marisa di Renate. Ciao Marisa. Ogni tanto parla anche con l'accento sardo, che sei molto divertente e molto simpatico. Grazie, la nostra amica di Renate che ci ascolta sempre, da Renate di Orgosolo, giusto? Ascolta, do pienamente ragione, condivido quello che ha detto l'ultimo ascoltatore sul PD.
Allora, la gente è stufa di questa immigrazione. Il fatto che a Lampedusa ha vinto la Lega, io sono stata, tra parentesi, a Lampedusa negli anni 70 ed era un'isola meravigliosa, veramente bella da vivere una vacanza. Adesso con tutta questa immigrazione è diventato un campo profughi, la gente è stufa, perché io sono stufa anche quando vado a Monza di vedere tutti questi africani tutto il giorno a spasso a far niente. Allora noi dobbiamo mantenere il popolo africano, dobbiamo lavorare per mantenere questa gente. Siccome il PD è l'autore di questa immigrazione selvaggia, perché ha rovinato il nostro tessuto sociale ed economico, quindi è destinato a scomparire. Anche vedendo i soggetti che ci sono nel PD veramente fanno piangere. Non parliamo di Zingaretti, che è di una disonestà intellettuale incredibile, perché non dice mai la verità e poi critica sempre la Lega e poi fa sempre un complimento a se stesso. Ecco, quindi buona politica. Ecco, grazie. Vi saluto e buona domenica a tutti. Grazie Marisa da Renate. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, ciao Marco, Simone da Treviso. Ciao Simone, benvenuto in diretta. Grazie. Sono pienamente d'accordo con la tua ultima analisi, quella di un minuto fa. C'è un problema però, secondo me, problema loro, secondo me, cioè che questa analisi va bene per il popolo di sinistra, ma non per la dirigenza di sinistra. E il loro problema è questo scollegamento con il loro popolo. Mi spiego meglio. Tu dici che il PD deve trovare una nuova formula per controbattere l'immigrazione perché questo vuole anche il popolo di sinistra. Ok, a me sono concesso che ci sia un'altra strada. Però la dirigenza di quello che pensa il popolo di sinistra non gliene frega un tubo. E lo dimostra nel momento in cui in Sardegna un Cooperlo, rispetto alla Sardegna, un Cooperlo si permette di dire che hanno votato Lega perché tanto più del 33% dei sardi non arriva a terza media, sì. Bravo. Allora, poi fra 5 anni, 4 anni, 6 anni, 10 anni si ripresenta nello stesso territorio a chiedere i voti. Non si sono neanche resi conto che mentre l'Italia una volta aveva la memoria corta, adesso non ti passa più un capello. Certo. Gli italiani, ed è questo il problema, cioè sono completamente scollegati e razzisti interni, perché questa formula di discriminazione dei titoli di studio, secondo me, è una forma di razzismo. Quindi di che cosa stanno parlando? Grazie mille. Vieni a ripeterlo a Orgosolo, Cooperlo, vieni alla festa del porcellino di Orgosolo a ripetere questa cosa che hai detto sui sardi. Questa è per la nostra amica di Renate, a richiesta, come nei migliori piano bar. Prendiamo l'ultima telefonata, pronto? Bello, sono l'ultima con quella voce qui oggi poi. Ma gli ultimi saranno i primi. Ciao, guarda, Ciao, io ecco. sono entrata adesso per cui non so se c'è un argomento o se l'argomento è a piacere. Vai, a piacere, l'ultima telefonata, quindi allora, vale tutto. Io sono felicissima, non tanto per il mio comune che purtroppo non ce l'ha fatta, ma sono felicissima chiaramente per Salvini e per il risultato che abbiamo preso alle europee, per il 34% e in tanti paesi anche il 60, 70, 80. Allora, è un attimo però perderli, Marco. Io sono preoccupata da questo punto di vista, sono molto fiduciosa, ma nello stesso tempo sono, diciamo, un po' sulle spine, nel senso che è un attimo perderli. Gli italiani hanno dato fiducia, hanno detto fai queste cose, però davvero dobbiamo farle. Dobbiamo Stavolta farle, insomma. Dobbiamo farle, perché ti ripeto, l'investitura è stata enorme, è stata una responsabilità immensa, però davvero non ci sono più scuse, non si può continuare con i giochettini, questo ha detto, non mi dicono di no, mi dicono di sì e poi vediamo. No, perché l'abbiamo visto in questi anni, il popolo italiano non è più, non dorme su tante cose, quindi è molto vigile, si aspetta tante cose dalla Lega, ma la Lega le deve fare, ma non fra un anno, subito. Grazie mille. Grazie a te, e buon grazie a te, lavoro. grazie a te. Noi andiamo a chiudere con la serenità, perché
Ha ragione la nostra amica, dice insomma è un attimo perderli, però cioè, l'importante è mantenere